12:58, buongiorno, ben ritrovati e buona domenica. Questa edizione straordinaria interamente dedicata al maltempo. Parleremo anche di coronavirus tra poco, ma stiamo dando il collegamento alle nostre truppe che sono sul territorio per la situazione di emergenza che di fatto comunque era prevista, l'abbiamo annunciata ormai da un paio di giorni e l'allerta meteo è prevista fino a domani mattina. Allora, sorvegliato speciale in questo momento è il Piave, poi il Meschio che ha esondato Cordignano, una parte di Cordignano sott'acqua, lì per noi c'è Lucio Zanato, poi vi abbiamo dato la situazione in Alpago con l'evacuazione di una casa di riposo a Puos, Misurina e Cibiana che sono completamente isolate per una frana lungo la Alemagna a Vodo di Cadore, poi il Ponte Bailey che è crollato. Insomma, tanti sono i problemi che stiamo seguendo in questo momento. Dobbiamo dare un'ultima notizia, ovvero che una valanga è caduta sull'hotel Genzianella, siamo a Roccapietre, un altro dei paesi in cui il prefetto ieri aveva vietato l'accesso soprattutto per i turisti. La situazione è critica come negli altri comuni perché piove da tante ore anche oltre i 1500 metri, ha detto il sindaco De Bernardin. La zona sopra l'albergo non è valanghiva ma si è mossa una piccola valanga che è arrivata sui muri dell'albergo e ha sfondato una porta e una finestra riempiendo le sale di neve. I vigili del fuoco, i volontari di Caprile la stanno tirando fuori, fortunatamente nessuno si è fatto male. Cortina è isolata, non è raggiungibile, ma c'è gente che è ad Auronzo che insiste ancora per scendere a Pieve di Cadore e risalire dalla Valle del Boite, visto che i passi sono chiusi. Vista la particolare situazione di criticità nella centrale SUEM 118, un infermiere è stato dedicato alla gestione di questa emergenza per il coordinamento della movimentazione dei pazienti in costante collegamento con gli equipaggi. Ancora la nostra Tiziana Bolognani ci fa sapere che la circolazione ferroviaria è sospesa tra Belluno, Montebelluna, Belluno Calalzo e Belluno Conegliano. Andiamo subito adesso in Val Brenta, dove è caduta una frana che ha reso necessario istituire il senso unico alternato sulla statale che porta a Trento. Con il servizio che è stato realizzato dalla redazione di Bassano del Grappa ci sono problemi anche in altopiano di Asiago e a Gaglio con tutta la zona delle Melette. Intanto andiamo a vedere il servizio dopo un nuovo collegamento con Lucio da Cordignano. I primi ad accorgersene verso le 13:30 sono stati i residenti delle case vicine. Sotto la carreggiata direzione sud della statale 47 è crollata una parte del muro che già da qualche giorno risultava ingrossato e che le piogge di queste ore hanno contribuito a far cadere. Immediatamente è stata attivata la circolazione a senso alternato senza particolari disagi, dato che il traffico era abbastanza ridotto a causa proprio del maltempo. Sul posto i tecnici dell'ANAS, carabinieri, Protezione Civile e Vigili del Fuoco, che hanno fatto una prima valutazione del danno e dei possibili interventi che potrebbero richiedere più di qualche giorno. Guardi, adesso stanno facendo gli approfondimenti del caso, bisogna tener conto un po' anche delle condizioni avverse previste. Si sta pensando di applicare un senso unico alternato nelle more di fare i lavori e adesso vediamo di che tipo. Ovviamente è appena accaduto e quindi si sta un po' facendo la conta dei danni e le possibili soluzioni. Allora, vi facciamo vedere le immagini che arrivano da Gaglio, la zona delle Melette. Guardate questo fiume di acqua, di neve che si è sciolta e poi appunto l'acqua che sta arrivando. Queste sono arrivate dalla redazione di Bassano con Ferdinando Garavello. Poi abbiamo un altro aggiornamento per quanto riguarda il Vicentino, tutta la zona di Valdagno. Sarà una notte di allerta per il maltempo a causa dell'ingrossamento del fiume Bacchiglione che poco prima della mezzanotte ha superato il livello di guardia dei 4,5 metri, arrivando a quota 4,65. Anche qui situazione pesante, sono 2200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il centro-nord, questo fanno sapere dell'ANSA con le ultime ore. Si sta ovviamente cercando di fare il bilancio perché il maltempo sta imperversando nel nostro Veneto ma anche in Friuli Venezia Giulia. Vedo il collegamento di Lucio Zanato. Lucio, ci sei? Pronto? Lucio? Sì, ci sono, mi senti? Ti sentiamo, vai! Senti? Sì.
Riesci a sentirmi? Sì, sì, vai Lucio. Sì, ok, allora siamo di nuovo qui con il sindaco Alessandro Bizz. Allora sindaco, ci siamo spostati su un'altra via, siamo appena stati dentro un negozio di ottico con 3 metri d'acqua dentro, situazione gravissima. Qui dove siamo? Beh, qui siamo sempre a Pinè, siamo a Pinè, esattamente in via Cima da Conegliano, un quartiere residenziale e purtroppo anche qui è arrivata l'acqua tracimata dal Meschio, soprattutto a causa della rottura dell'argine in centro Cordignano. Come si vede dalle immagini sono stati allagati gli scantinati, sono andate completamente sott'acqua e distrutte parecchie autovetture, ma si vede dalle immagini anche oggetti di altro tipo e anche computer, libri e effetti personali. Quindi abbiamo un numero molto alto di famiglie che sono state coinvolte, dovremmo fare una prima stima, saranno probabilmente un centinaio e con probabilmente qualche centinaio di euro, di migliaia di euro di danni. Siamo con il sindaco. Buongiorno. Di chi è la macchina? Quando il signor Tomasello, poverino, è andato sott'acqua, giorno limite gente. Permesso? Posso? Sì, sì, Aspetta che... rimane proprietario, credo non scivolare. No. È un disastro. Buongiorno, sono da Tela 3. Siamo in diretta. Cosa è successo? Da solo? Disastro completo? Sì. Ma che ora c'è che è venuto l'acqua? Questa notte stiamo con delle 5. Alle 5. Quanti metri ha qua sotto? Si vede l'acqua. Ah, che altezza è arrivata? Vediamo se tiene, Sandra, se tu mi senti, vediamo se tiene il tuo zaino, cercherò di entrare, vi faccio vedere il livello dell'acqua qui, siamo oltre il 1,5 metri, vedete il ragazzo, vedete l'altezza, vedete il fango, danni incalcolabili, calcolabili, vedete che provo a entrare, Anna non ti sento però spero che il tuo zaino tenga, cerco di entrare, per farvi vedere com'è la situazione. Situazione drammatica. Il collegamento ovviamente in una situazione come questa con il maltempo, siamo ovviamente in diretta con i nostri zaini sul territorio, per cui insomma dei problemi ovviamente di ricezione possono esserci. Allora visto che ci prendiamo 2 minuti, io mi collego subito con Elisa Adamo che vedo collegata in questo momento con noi. Grazie Elisa, ciao, buongiorno. Buongiorno Anna. Allora, prima di ritornare a parlare di maltempo, noi Elisa Adamo l'abbiamo conosciuta, si è ammalata di coronavirus, lei e tutta la famiglia ed è stata una delle prime a iniziare una feroce campagna su Facebook per intanto raccontare un po' la situazione, ma anche continuare a chiedere alle persone di prestare l'attenzione massima, perché come giustamente hai detto tu Elisa, è davvero un attimo, voi vi siete contagiati in una cena di famiglia e in questo momento tu hai il papà, che è Walter Adamo, che ovviamente tutta la Marca trevigiana conosce benissimo perché è stato primario del reparto di ginecologia dell'ospedale per tantissimi anni, ha fatto nascere tantissimi bambini a Treviso, in questo momento sta lottando e tu stai seguendo la sua lotta. Elisa, buongiorno, come sta il papà? Buongiorno, siamo in attesa e come continuo a dire viviamo questo tempo sospeso. Papà continua a lottare, tutti quelli che lo conoscono sanno che lui è molto tenace e si trova ancora in terapia intensiva e noi continuiamo insomma la nostra lotta a mandare il nostro amore nella speranza che lui possa tornare presto a casa da noi.
Senti Elisa, come state riuscendo a gestire la malattia, ma anche appunto, io so che tu stai seguendo anche la mamma perché ha contratto il virus anche la mamma, quindi in questo momento com'è la rete sul territorio, come si riesce a poter sostenere un papà che è in ospedale e poi a portare da mangiare alla mamma che vive da un'altra parte, tu hai avuto anche tuo marito che si è contagiato, cioè come si sopravvive in una situazione del genere? Avete avuto degli aiuti anche da parte del sistema, insomma dei volontari? Certo, assolutamente. E ripeto sempre, in questa situazione tragica abbiamo proprio avuto la percezione di quello che vuol dire amore, che non è una cosa che siamo abituati a toccare o che si può toccare, ma assolutamente siamo stati contagiati da tutto l'amore e da tutto quello che le amicizie che ci stanno intorno e appunto dagli aiuti e dal sostegno morale, assolutamente. Adesso noi vogliamo far vedere una cosa che è anche un po' il motivo per cui abbiamo deciso, nonostante insomma questa giornata molto difficile, di collegarci con te, difficile per quanto riguarda il maltempo, di far vedere quello che è il tuo progetto, cioè tu dalla sofferenza, dal contagio di coronavirus, dalla sofferenza legata insomma a quello che sta accadendo al tuo papà, che sta lottando da settimane in terapia intensiva, tu hai voluto lanciare una raccolta fondi. Adamo, qual è appunto il tuo cognome, quello di papà, a disposizione dell'amore. Che cosa vuol dire? Ci racconti brevemente? Certo, assolutamente. Io in questi giorni ho avuto modo di rivedere tante cose del vissuto di mio papà, insomma, che comunque sta lottando. E ho trovato una frase, appunto, che papà ha detto appena tornato dall'esperienza che ha fatto in Tanzania, in questo ospedale di Tosamaganga. Lui era partito con i medici con l'Africa QAM, lo ricordiamo, che noi conosciamo benissimo. Esatto, e ho trovato questa frase che lui ha detto proprio nei primi momenti al ritorno, e ha detto che si può avere la sensazione di una goccia caduta nell'oceano, ma preferisco pensare a tanti semi gettati su un campo fertile che daranno splendidi frutti. E tutto il sostegno che stiamo avendo in questi giorni ho pensato di poterlo comunque rendere tangibile per qualcuno che veramente sta peggio di noi e comunque per un progetto di vita, perché la sofferenza lasciata a sé stante alla fine non porta nulla, e invece la sofferenza vissuta, condivisa e fatta fruttare può essere assolutamente di aiuto agli altri. Allora, se riusciamo a far vedere l'IBAN, altrimenti io invito ovviamente i nostri telespettatori, eccolo qui, è piccolino, ma io invito i nostri telespettatori eventualmente a visionare la tua pagina Facebook, Elisa Adamo, dove stai raccontando insomma quello che sta accadendo alla tua famiglia e dove hai postato ovviamente l'immagine che stiamo facendo vedere, dove potete trovare l'IBAN per dare una mano a questa raccolta fondi e di fatto, come dici tu, convogliare verso qualcosa di meraviglioso, verso un aiuto tangibile a chi è in difficoltà, questa grande sofferenza che state vivendo con la vostra famiglia. Ovviamente siamo tutti con te e con il tuo papà, quindi Elisa, un grandissimo in bocca al lupo. Io ricordo allora ai telespettatori di eventualmente andare a vedere la tua pagina Facebook, Elisa Adamo, per scriversi appunto l'IBAN a cui fare riferimento per darvi una mano. Grazie Elisa. Grazie, buon lavoro, grazie. Buon lavoro anche a te, ciao, buona giornata. Grazie. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi vediamo se riusciamo a collegarci con il nostro Lucio Zanato, poi abbiamo un altro passaggio importante per parlare di coronavirus con Silvia Tonnolo e poi gli ultimi aggiornamenti. A tra poco. Eccoci, buongiorno di nuovo in onda, buona domenica con tutti gli aggiornamenti sul maltempo. Siamo in diretta dalle 12, vi abbiamo raccontato il Vicentino, adesso andiamo a Padova con il post dell'assessore alla protezione civile Andrea Michalizzi, che racconta che i livelli del Bacchiglione sono in crescita ed è confermato il passaggio di piena su Padova, dunque in serata, mentre i livelli del Brenta sono sotto il livello di guardia. Una squadra di protezione civile sta informando i residenti, in questo momento consigliando di togliere mobili
famiglie ed effetti personali dai locali esposti. In particolar modo ricordate la zona della Paltana che va sotto ogni anno e sono pronti i sacchi di sabbia dal magazzino della Protezione Civile ed è stata chiusa la ciclopedonale sotto il ponte dello Scaricatore. Rimaniamo in costante collegamento con il Genio Civile. Questa è la situazione padovana. Dunque, livelli di guardia per il Brenta, Bacchiglione invece probabilmente la piena questa sera. Andiamo subito invece adesso da Lucio Zanato, Cordignano. Prima si è bloccato il collegamento. Lucio, siamo da te. Sì, sono qua, vedete? Siamo tornati fuori dalla casa giusto per farvi vedere, stasera faremo vedere cosa c'era sotto e sono ancora con il sindaco, Alessandro Blitz. Sindaco, so che lei è in contatto con tutti i sindaci della zona del Cansiglio, la situazione è critica non solo qui. Beh, ci sono stati dei problemi anche nelle zone limitrofe, mi ha chiamato proprio qualche secondo fa il sindaco di Cappella Maggiore, comune confinante con noi, dove in alcuni tratti è esondato il torrente Carron, torrente tra l'altro che passa poi anche per Cordignano, e in quel caso mi pare di aver capito sono state coinvolte una decina di abitazioni con danni anche alla sede stradale. Ecco, per quanto riguarda invece il suo comune, lei ha anche delle persone che sono state fatte evacuare, questa notte dormiranno da un'altra parte? Ma ho avuto informazione poco fa di un paio di famiglie che avevano l'appartamento al piano terra ed è stato pesantemente danneggiato dall'acqua, quindi saranno momentaneamente ospitati. Ecco, dicevamo prima che questo è una calamità naturale perché il Meschio è sotto il controllo del Genio Civile. Sì, assolutamente, il Meschio è un fiume che è sotto il controllo e la gestione del Genio Civile. Poi ci sarà naturalmente i controlli, una verifica, un'indagine per capire se era possibile anticipare questa calamità, perché sono milioni, cioè sono migliaia e migliaia di euro qui per ogni famiglia che se ne sono andati in danni. Sì, si tratta di un evento assolutamente eccezionale, la bomba d'acqua che si è riversata in una situazione già poi critica. Ecco, l'ultima cosa, il plauso delle famiglie, perché noi siamo andati in giro e abbiamo visto veramente la solidarietà della gente. Sì, i cordignanesi si sono dimostrati un comune una volta di più, ma non ne avevo dubbi, dove c'è veramente tanta solidarietà e tanto aiuto. Dalle persone, anche aziende locali hanno messo a disposizione i propri mezzi, trattori, piccoli scavatori, per mettersi all'opera assieme anche ai nostri operai del comune questa mattina fin dall'alba. Grazie signor Sindaco. Allora, l'ultima immagine che ti do, Anna, è quella del generatore dall'esterno della casa che siamo andati a vedere prima, giusto per dirvi che questa sera faremo un reportage di quello che abbiamo visto dentro e sappiate che è veramente una devastazione. Qui, come vedete, sta continuando a piovere a dirotto e quindi nulla di buono per le prossime ore, e se non ci sono domande dallo studio io ti restituirei la linea. Grazie Lucio, buon lavoro. No, non ci sono domande, anche perché continuiamo a darvi gli aggiornamenti, quello che sta accadendo in Alpago poi di fatto con l'acqua che scende giù fino al lago di Santa Croce e quella che invece non riesce a essere smaltita sta arrivando fino al Piave. Abbiamo sentito il collegamento con Paola Roma per quanto riguarda la possibile piena di questo pomeriggio, vi daremo conto di tutto. Vi facciamo vedere la foto di Piazza San Marco alle 9 di ieri sera con il contributo del nostro Lorenzo Maier, che ha chiarito come nonostante il Mose sia sempre stato alzato, questi 20 centimetri di acqua si sono riversati su Piazza San Marco. Ugualmente queste sono le foto di Venezia di ieri sera alle ore 21. Allora, io adesso darei il collegamento, sì, perché la vedo collegata con noi, Silvia Tonolo, la Presidente Nazionale di ANMAR Malati Reumatici. Grazie per essere con noi Silvia e per essersi inserita in questa grande pagina dedicata al maltempo che ovviamente dobbiamo aprire in questa giornata e che probabilmente continueremo anche nel pomeriggio. Silvia, noi abbiamo voluto collegarci fortemente con lei perché lei ha detto delle parole molto forti in questa fase di emergenza. Lei ha detto che alcuni direttori generali dovrebbero andare a casa perché stanno violando la Costituzione. Ovviamente lei è Presidente nazionale, quindi parla probabilmente di tutta Italia, ma a che cosa si riferisce esattamente? Cioè, qual è il problema che lei ci sta segnalando? Beh, è un problema, voglio dire, non era riferito al Veneto, era riferito a una regione, era riferito a più regioni in realtà, dove pare che, insomma, voglio dire,
ci siano delle problematiche che siano legate, come dire, al denaro, agli interessi personali, piuttosto che a quello che dovrebbe essere l'articolo 32 della Costituzione, ovvero cercare di garantire la salute a tutti i cittadini della propria regione e nel caso di tutta la nazione. Io sono rimasta sbalordita nel vedere alcune situazioni in alcune regioni, però è evidente che lì deve subentrare, non lo so, la Corte dei Conti, devono entrare. Io ho lanciato questo allarme perché io ho l'impressione che, siccome noi nel tempo come malati reumatici abbiamo subito delle restrizioni da prima del coronavirus riguardanti i farmaci biologici, perché come si sa sono farmaci molto costosi e quindi ci hanno sempre chiesto di essere solidali e quindi di, come dire, di dare, come dire, di aprirci a delle soluzioni che costassero meno. Lo abbiamo accettato perché era giusto che si curassero più persone, però è anche vero che speravamo che una parte di questi soldi risparmiati venissero dedicati, come dire, ai nostri ambulatori e quindi anche la gestione del territorio e soprattutto la gestione della cronicità, perché noi l'abbiamo sempre sostenuto che la gestione della cronicità deve avvenire tra i più attori che ruotano intorno ai pazienti cronici e quindi in primis al reumatologo, ma il medico di medicina generale ha un ruolo fondamentale e tutti gli specialisti, perché poi esistono anche delle comorbidità. Da febbraio ad oggi noi abbiamo visto che la nostra branca specialistica e quindi la reumatologia è stata, come dire, abbandonata in quasi tutte le regioni, purtroppo anche nella nostra, perché dobbiamo dare, come dire, un segnale di solidarietà a questa emergenza sanitaria. È anche vero che però, siccome prima si parlava di un'emergenza, come dire, risicata e quindi era riferito a marzo, aprile e a maggio, si sperava che durante l'estate ci fosse una, come dire, riorganizzazione sanitaria. Questo non è avvenuto, forse perché si sperava che non ritornasse la pandemia, si sperava che il virus sparisse o forse si sperava che arrivasse questo famoso vaccino che dovrebbe, come dire, salvarci la vita. In realtà tutto questo non avviene e io vedo brancolare nel buio tutto quello che è relativo alla sanità, ma che non riguarda il Covid. Non esiste solo il Covid, lo sottolineo, mi dispiace molto che questo sia stato sottovalutato perché la cronicità poi si ripercuote anche nei costi indiretti che nessuno vede, certo. Cioè tutti i pazienti che noi vediamo e sentiamo ai nostri numeri verdi sono pazienti che sono, come dire, abbandonati, perché io anche ieri ho sentito dei pazienti di Padova, purtroppo gli è stato rimandato il controllo, gli è stata fatta, come dire, uno screening telefonico chiedendo come si sentiva, però voglio dire, questo non può bastare, bisogna cercare di gestire al meglio e le associazioni pazienti credo che siano gli interlocutori che le istituzioni debbano chiamare, perché la cronicità noi la vediamo tutti i giorni e quindi per gestirla al meglio bisogna anche interloquire con chi se ne occupa. Senti Silvia, per quanto riguarda appunto la gestione della cronicità, poi sostanzialmente tu ci stai anche raccontando che quello che sta accadendo a voi è un po' quello che accade in tutti i settori, no? Che non riguardano il coronavirus, per cui ad esempio la prevenzione che in questo momento non si riesce a fare, è stata anche insomma ad esempio la prevenzione legata ai tumori, in particolare al tumore al seno per le donne, cioè sono slittate tantissime visite di controllo, le classiche visite di prevenzione, perché gli ambulatori non sono più disponibili. In questo senso so che voi avete attivato un grande tavolo di discussione in Veneto proprio per cercare di alzare il livello di attenzione su questo tema. Assolutamente, perché la cronicità non riguarda solo i malati che rappresento io, ma sono malati, come dire, oncologici, piuttosto che si occupano quelli di malattie cardiologiche, piuttosto che di diabete. Quindi voglio dire, bisogna pensare che il mondo della cronicità è infinito. Allora, la cosa migliore, secondo me, è cercare un dialogo immediato con le istituzioni, perché è vero che esiste l'emergenza, ma io credo che la cronicità ce la portiamo dentro da sempre e io dico sempre una cosa: la cronicità non va in ferie, quindi ci ritroveremo poi tutto quello che noi abbiamo portato avanti come nostro baluardo, che era la diagnosi precoce, perché la diagnosi precoce è legata
ha una serie di costi che noi vedremo nel tempo. Allora, se un paziente aspettava una diagnosi di artrite reumatoide o di spondilite anchilosante, cioè malattie che riguardano quello di cui io mi occupo, ma anche di un diabete piuttosto che di altro, è evidente che viene traslato a marzo-aprile, forse quando avremo gli ambulatori di nuovo aperti. Ma è anche vero che questi pazienti intanto rimangono con i dolori, rimangono che magari devono rimanere a casa dal lavoro. Tutti i costi, caregiver, non dimentichiamoci dei caregiver, è una parte fondamentale della nostra popolazione che si occupa di pazienti che non sono in grado di andare a lavorare, di gestirsi. Faccio anche l'esempio dei bambini, perché certo, i bambini che soffrono di patologie reumatiche piuttosto che oncologiche, piuttosto che di altro, hanno bisogno necessariamente dei genitori, e i genitori da fine luglio, in cui, come dire, sono stati abbandonati da tutti i DPCM che sono arrivati, non se ne sono occupati. Quindi questi genitori sono abbandonati, devono prendersi ferie oppure addirittura rischiano, come dire, di rimanere a casa dal lavoro perché devono seguire i loro bambini. Allora, queste cose forse chi non le vive non le capisce, però è anche vero che forse parlarne non vuol dire litigare, ma vuol dire affrontare una problematica che non è solo Covid, ma che è una problematica seria e che va portata assolutamente all'evidenza delle istituzioni. E noi siamo qui apposta per questo. Silvia, grazie mille per a voi. Per il sempre. tuo collegamento e per averci atteso. Io so che è un po' che sei lì al computer ad attenderci. Grazie Silvia, buon lavoro. Ancora. Grazie ancora. E allora, proprio per parlare di persone in difficoltà, vi facciamo ascoltare adesso l'intervista che ha raccolto la nostra Tiziana Bolontiani a Posta dal Pago nel corso dell'evacuazione di questa mattina della casa di riposo. È riuscita proprio a parlare con alcuni di loro e poi vi faremo sentire che cosa ha detto il direttore sanitario. Non sentiamo l'audio, è attivato, mi dicono. Allora, proviamo invece a mandare in onda l'intervista a Giovanni Maria Pittoni, direttore sanitario dell'ULSS. L'audio è attivato. No, però non lo sentiamo. Vediamo che cosa possiamo fare. Allora, chiedo ai colleghi, intanto che adesso farò in modo di riuscire a riattivare l'audio perché probabilmente è un problema di questo computer. Vedo un'accensione, possiamo mandare in onda un servizio oppure devo chiudere? Ditemi voi che cosa dobbiamo fare. Chiudere, allora va bene, ve li facciamo sentire nel pomeriggio oppure questa sera il reportage ovviamente raccolto da Tiziana Bolognani a Posta dal Pago con l'evacuazione di un'intera casa di riposo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ovviamente se ci saranno nuovi aggiornamenti in merito a questa situazione particolarmente difficile ma comunque attenzionata ve li faremo avere ovviamente in diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia.